Sfide, assembramenti nel trasporto pubblico, risse in Vaporetto stamattina a Venezia a causa di un turista che non voleva indossare la mascherina nonostante il mezzo fosse carico di gente. Mentre in tutta Italia si discute sul ritorno in classe degli studenti, a Vo è stato deciso di anticipare l'avvio dell'anno scolastico per prepararsi all'arrivo del Presidente della Repubblica. Uscirà dal carcere per essere trasferito agli arresti domiciliari nella sua abitazione di Arzignano il 54enne carrozziere arrestato con l'accusa di aver travolto e ucciso Angela Vignaga. Svolta 8 mesi dall'omicidio di Mario Piozzi, il titolare 59enne di una sala slot a Legnago ucciso a sprangate la sera del 22 dicembre 2019. C'è un indagato. Paura a Padova, 2 donne aggredite e molestate pesantemente da un 27enne afghano che arriva a minacciarle di morte. Nella città del Santo ancora forte intanto l'eco del brutale pestaggio a opera di un gruppo di giovani dell'Est per una sigaretta negata. La rabbia della vittima, c'era molta gente ma nessuno è intervenuto. A Jesolo la cerimonia di intitolazione del lungomare delle stelle ai sanitari veneti, dai medici agli infermieri, gli eroi in prima linea nella guerra al coronavirus. Bentrovati, buonasera telespettatori di Antenna 3. In primo piano per questa edizione regionale dei nostri telegiornali ci sono i dati del contagio, perché è arrivata proprio in questi momenti la tabella della Regione del Veneto con azienda zero. I dati sono alti anche oggi, li vediamo insieme. Cerco solo un attimo di allargare la tabella che ormai tutti quanti abbiamo cominciato a conoscere. 102 nuovi casi di positività al virus nella sola giornata di oggi. Questo significa dalle 8 di questa mattina alle 5 del pomeriggio. Il record a Treviso, 62 nuovi casi, molti dei quali relativi all'azienda alimentare della sinistra Piave, di cui abbiamo parlato molte volte negli scorsi giorni, tamponi che quindi vanno avanti con questi esiti. 102 quindi, lo ripeto, i nuovi casi di positività. Le vittime, i deceduti con coronavirus arrivano a 2104. Ieri, se lo ricordate, erano 2101. Per quanto concerne le terapie intensive, lo vediamo insieme, restano 7 i pazienti attualmente positivi ricoverati in terapia intensiva. Questa quindi la situazione in Veneto. Questo quindi l'aggiornamento serale sul fronte del Covid. Nel giorno in cui c'è da registrare a Venezia un caso davvero emblematico, una rissa in Vaporetto a causa di un turista che non voleva indossare la mascherina nonostante il mezzo fosse carico di gente. Partiamo da qui. È il video girato soltanto stamattina è già diventato virale. La rissa in Vaporetto a causa, parrebbe, di un tedesco che non voleva indossare la mascherina. Sono tutti dirigenti con la mascherina o qualcuno? Sono tutti dirigenti con la mascherina, anche perché il marinaio si preoccupa appunto di farla indossare, no? Quello sì. Veramente era molto carico stamattina e anche ieri, la linea che andava a Murano. Cioè io dovevo andare al cimitero e erano abbastanza calcati tutti. I turisti stanno tornando a ripopolare Venezia con i disagi di sempre, accentuati anzi dalla questione Covid, con vaporetti e imbarcaderi sovraffollati. E con l'ultima rissa sono tornate le polemiche e le invettive di residenti e pendolari. Ho la casa qui perché sono una studentessa. Tutti si dicono seriamente preoccupati anche per l'imminente apertura delle scuole, quando studenti e lavoratori torneranno ad affollare il trasporto pubblico, appunto. C'è più ammassamento, è più difficile stare tutti ammassati, anche perché adesso con le mascherine siamo in queste condizioni qua. Anche gli imbarcateri saranno tanto pieni di gente, non lo so, perché io sono entrata dentro
mi ho trovato un posticino e mi sono messa di angolo con la mia mascherina naturalmente. Per ragioni di sicurezza anti-Covid reclamano il potenziamento o anche semplicemente il solo ripristino delle corse, cancellate nel regime ridotto dei mezzi durante il periodo del lockdown, che si spera superato visto anche il ritorno di turisti da tutto il mondo. Milan. Yeah. And you decide to come here in Venice just for traveling? Or? Yes, just for a vacation. E dopo la famiglia di filippini che trascorrerà una settimana in laguna e che francesi del nord, giunti per un lungo fine settimana. Dunkerque dans le nord. Et vous restez ici à Venise pour combien de Le temps? week-end, on repart dimanche. Quindi la toccata e fuga di un giorno dai tedeschi. Live in Germany, in Stuttgart, called Stuttgart, and we are just for one day today. Potenziati già da lunedì prossimo, 24 agosto, i servizi di navigazione in laguna con le linee 2 fino a Rialto, 7 per Murano e inoltre intensificate le linee 14 e 6 per Lido e Punta Sabbioni. Così Brugnaro in una promessa su Twitter, dopo il provvedimento con cui Cafarsetti prevede di restituire le quote degli abbonamenti non usufruite durante il periodo del lockdown per il coronavirus. Forze dell'ordine schierate intanto per il primo weekend in cui di fatto è in vigore la nuova ordinanza del Ministero della Salute, quella per intenderci delle mascherine obbligatorie dalle 18 alle 6 del mattino nei luoghi della Movida. Qui vi diamo la situazione a Vicenza. Primo weekend di mascherine obbligatorie all'aperto in orario Movida e di conseguenza scattano i controlli coordinati dalla Questura che ha fatto già girare la circolare tra le forze dell'ordine. La polizia locale controllerà soprattutto le piazze degli aperitivi, Piazza delle Erbe, zona Pescherie Vecchie, Piazza dei Signori. Su questo lavoreremo in questa fase con un'azione di informazione, dopodiché dopo un certo periodo, nei prossimi giorni, lavoreremo anche sui controlli del rispetto delle ordinanze, quindi in maniera più rigorosa. Questa è la linea che ha dato anche la Questura. Il primo cittadino plaude all'impegno dei vicentini e nonostante manifesti la preoccupazione per i numeri crescenti del contagio, adotta almeno per ora una linea morbida. Sì, questa è una richiesta che ho fatto al Comitato Ordine e Sicurezza, sposata anche dal Questore, condivisa dal Questore, e quindi siamo già partiti noi come Polizia Locale in città a spiegare ai cittadini il comportamento. Devo dire che i vicentini stanno come sempre rispettando le regole molto bene, chiaramente c'è sempre qualche eccezione, su quelle eccezioni poi dopo l'informazione andremo anche a fare le verifiche ed eventualmente applicheremo delle sanzioni. L'ordinanza del Ministero della Salute ne prevede infatti l'obbligo dalle 18 alle 6 anche all'aperto, nelle piazze e negli spazi pubblici dove sia più facile il formarsi di assembramenti, una stretta che cammina a braccetto con la chiusura discoteche e che guarda i giovani con particolare attenzione. E voi giovani vi sentite un po' con il dito puntato? Bah, in realtà no, perché nel senso nel rispetto anche delle altre persone, anche della sicurezza delle altre persone, per me. Penso sia una cosa giusta, è stata fatta proprio nel periodo in cui i giovani si incontrano di più nelle piazze, quindi è onesto. Speriamo solo di non doverla portare tutto il giorno, ecco, questo sarebbe un po' più problematico. Credo che sia giusto multare chi non la mette. Sicuramente è giusto per tutelare un po' la sicurezza dei cittadini, ecco. E quindi sì, io approvo comunque questo, anche se in questo momento non ce l'ho, approvo l'uso della mascherina sicuramente, visto anche la situazione che non sta andando nel migliore dei modi. C'è poi il fronte della scuola, mentre in tutta Italia si sta discutendo della partenza, della ripartenza al 14 di settembre, a Vo Euganeo si anticipa questo per consentire anche la visita del Presidente della Repubblica Mattarella. Gli alunni di Vo torneranno in classe il 7 settembre anziché il 14. La decisione di anticipare di una settimana l'avvio dell'anno scolastico rispetto al calendario previsto in Veneto è stata presa per organizzare in maniera ottimale l'arrivo del Capo dello Stato Sergio Mattarella, che proprio il 14 settembre sarà a Vo, comune simbolo della pandemia, per inaugurare l'anno scolastico. Anticipare la scuola di qualche giorno ci permette di mettere a punto tutto quello che c'è da preparare in questi giorni. Indubbiamente
l'inizio di quest'anno scolastico avrà qualche problema da risolvere, quindi è importante fare un rodaggio qualche giorno prima in modo che per l'arrivo sia già tutto a posto. Quindi, e anche per recuperare magari qualche giorno poi dovuto al fatto di dover preparare questa manifestazione che sarà importante per tutta la nostra comunità. Il 7 settembre aprirà la scuola dell'infanzia, il 9 sarà la volta di elementari e medie, in modo da verificare tutto il sistema scolastico. Il comune dei Colli Euganei, diventato prima zona rossa d'Italia insieme a Codogno durante la pandemia, in questi giorni extra potrà rodare l'organizzazione in vista della visita del presidente Sergio Mattarella, che ha deciso di portare il suo saluto agli studenti che pare abbiano accettato ben volentieri di anticipare il ritorno in classe visto i lunghi mesi del lockdown. Dal Padovano andiamo ora a Jesolo, dove in questi momenti è proprio il tempo di ringraziare i sanitari, tanti sanitari che hanno affrontato in prima linea l'emergenza sanitaria. La cittadina del litorale infatti sta dedicando il lungomare delle stelle ai medici e agli infermieri. Per documentarvi quello che sta succedendo siamo collegati con Lucio Zanato, che si trova proprio sul lungomare con Nicoletta Rizzetto. Lucio, buonasera. Buonasera Cristian, buonasera ai telespettatori di Antenna 3. Sì, non mi trovo nel lungomare, ma per una questione proprio di sicurezza sanitaria hanno deciso di fare la manifestazione, anzi di fare una scopertura del lungomare dedicato alla sanità d'Italia nel piazzale di questo ospedale, l'ospedale di Jesolo. Dal 10 marzo al 29 maggio ospedale Covid, qui sono passate 180 infettivi, ci sono stati 59 ricoveri in terapia intensiva, purtroppo anche 34 persone decedute. Oltre 300 persone del personale sanitario hanno ruotato giorno e notte per salvare queste vite, e proprio a queste 300 persone, ma a tutte le altre che hanno lavorato in tutta Italia per salvare vite, per strapparle al coronavirus, la città di Jesolo ha deciso di dedicare questo tratto di lungomare, come ha fatto per tutti gli anni dal 2004 ad oggi. Tra l'altro è vicino al lungomare di Bebevio, che è stato l'ultimo dedicato. Sono con Alberto Battistel, che è il padrino di questa scopertura, non so se stanno andando le immagini. Alberto Battistel, buonasera. Lei col personale sanitario non c'entra niente, lei è stato paziente, lei ha avuto il Covid, lei è di Jesolo però lavorava a Bergamo, ci racconta brevemente cosa è successo? Sì, io lavoravo a Bergamo, all'inizio marzo mi sono ammalato, sintomi influenzali, anche se ero stato vaccinato all'influenza, per cui non ero preoccupato visto il momento che si trattasse di Covid, e dopo una quindicina di giorni in cui continuavo ad avere la febbre, a stare male e avere problemi respiratori, mi sono fatto trasportare qui da un'ambulanza privata perché è residente a Jesolo e quindi dovevo farmi ricoverare in questa struttura. Lei ha definito durante la cerimonia commovente l'azione dei sanitari. Sì, questo è vero. Durante la fase del ricovero in particolare il paziente Covid è isolato in una stanza singola, è lontano dagli affetti, lontano da tutti, vede solo sanitari bardati, non riesce a vedere le facce delle persone, e la situazione è molto complicata dal punto di vista fisico e anche psicologico, perché comunque era un momento in cui c'erano tanti morti, tantissimi contagi, e anche moralmente era difficile andare a tirare avanti, e i medici sono stati veramente, sia i medici che gli infermieri, incredibili, molto umani, molto vicini. Cosa vuol dire aver scoperto che lei ha rappresentato tutti i pazienti d'Italia che hanno detto grazie così alla sanità d'Italia? Per me è un grandissimo onore, innanzitutto ci tenevo anche personalmente a ringraziare con qualsiasi cosa, come questo gesto, la presenza qui, le persone che mi hanno curato, ma penso che valga per tutti gli italiani che sono stati curati, e dovrebbe valere anche per quelli che non lo sono stato, perché comunque alla fine si dice sempre che la salute è la cosa più importante, ma finché non ti tocca te ne dimentichi. Oggi vedo che c'è una situazione con contagi in aumento ed è preoccupante. Io personalmente che l'ho vissuta devo
devo dire che non c'è da scherzare. Senta, lei è relativamente giovane, adesso si è abbassata l'età del contagio, proprio per ultimo quale messaggio vuol dare ai giovani che non credono che il coronavirus sia così infido? Io poi mi sono fatto curare qui a Jesolo, lei prima ha citato dei numeri, però sono partito da Bergamo dove la situazione era drammatica e c'erano moltissimi giovani, quarantenni, trentenni, che morivano, anche ventenni, che morivano tutti i giorni, per cui questo virus non conosce età, sinceramente, e le persone che ho conosciuto colpite più gravemente erano giovani e in perfetta salute. Io posso solo dire: state attenti, rispettate le regole, teniamo duro fino a quando non si riesce veramente ad azzerare il livello dei contagi oppure che finché non arriva un vaccino, perché altrimenti è molto difficile. Grazie e con questo restituisco la linea allo studio. Grazie davvero Lucio, a te e a Nicoletta Rizzetto. Torneremo a collegarci anche nelle prossime edizioni dei nostri telegiornali. La cronaca però ci riporta ad Arzignano, perché uscirà dal carcere di Vicenza, dove era rinchiuso da mercoledì in isolamento per essere trasferito agli arresti domiciliari nella sua casa proprio ad Arzignano, il carrozziere di 54 anni, titolare di un'officina a Chiampo, arrestato con l'accusa di aver travolto e ucciso domenica 16 agosto la quindicenne Angela Vignaga, fuggendo poi dal luogo dell'incidente. Proprio oggi si sono svolti i funerali della studentessa. L'uomo era stato fermato a 48 ore dopo dai carabinieri e dalla polizia locale all'interno dell'officina, dove aveva riparato quasi perfettamente la Fiat Panda bianca coinvolta nel sinistro. Oggi quindi l'ultimo addio ad Angela e questo risvolto che sicuramente non mancherà di sollevare delle polemiche, non solo ad Arzignano. La cronaca ci porta poi a Padova per una notte di violenze. L'agguato alle spalle mentre stavano tornando a casa. Sono stati minuti di terrore quelli vissuti da due donne questa notte in via Trieste a Padova, molestate da uno straniero. L'aggressore è stato arrestato dalla polizia, si tratta di un 27enne afghano. Tutto inizia a tarda notte, la vittima, una 32enne di origine brasiliana, sta passeggiando a piedi con un'amica, una 37enne veneziana. Uno sconosciuto le avvicina, le importuna, chiede alla veneziana un rapporto sessuale. Al rifiuto di quest'ultima si avventa sulla 32enne brasiliana, le palpa al seno, le tocca le parti intime. La giovane si dimena, cerca di scappare, ma l'aggressore la raggiunge e le afferra il collo, minacciandola di morte con una bottiglia rotta se non avesse acconsentito le sue avance. Fortunatamente le urla di aiuto delle due donne sono state udite dal fidanzato della 32enne brasiliana, che abita proprio sopra il luogo dell'aggressione. È accorso in suo aiuto, rimanendo ferito alla mano dal coccio della bottiglia brandito dallo straniero, che però si è dato alla fuga. Grazie alla descrizione delle vittime e del fidanzato ferito, i poliziotti hanno perlustrato tutta la zona limitrofa via Trieste, riuscendo a fermare in piazza De Gasperi lo straniero molestatore. Si tratta di un 27enne afghano che è stato arrestato per violenza sessuale e denunciato per lesioni personali. E rimaniamo a Padova per l'aggressione di cui vi abbiamo dato notizia ieri sera, un noto start-upper, Alessandro Monterosso, che ricostruisce così ai nostri microfoni quanto successo. Sono stati gli spintoni e da lì ci hanno iniziato a menare. Il secondo è arrivato e da lì sono partiti calci e pugni, sono finiti a terra, ho ricevuto calci e pugni tanti. Uno dei miei amici ha provato ad aiutarmi, si era preso anche lui un paio di pugni, è riuscito a divincolarsi e ha chiamato subito la polizia. L'altro è arrivato pure in mio soccorso, si è beccato un cazzotto dritto in faccia, ha perso i sensi e è finito a terra. È un racconto ricostruito con lucidità, quello della brutale aggressione subita da Alessandro, 29enne, famoso imprenditore, eletto dalla rivista Forbes Italia tra le 100 persone under 30 più influenti del nostro paese. Mercoledì sera, mentre era in piazza Duomo con due amici e stava mangiando un panzerotto seduto sul muretto, è stato avvicinato da due giovani muscolosi che hanno chiesto una sigaretta, poi hanno iniziato ad insultarlo e alla richiesta di allontanarsi hanno iniziato a prendere a pugni lui e i suoi amici, il tutto
sotto gli occhi di molta gente. C'erano delle persone, ci sono i bar lì e ognuno sembrava, cioè è successo tutto, ma la gente era lì a persi lo spritz, non c'erano grida, nessuno che diceva allontanatevi, che state facendo. Quindi non è che qualcuno si è attivato, sono rimasti fermi nella loro sedia mentre non erano pistati, questo mi fa rabbia. Nessuno si è alzato per prestare soccorso. Secondo Alessandro, i due giovanissimi erano insieme ad un gruppo di almeno 10 ragazzi, tutti avevano un accento dell'est. Molti si sono dileguati all'arrivo della polizia, ma sembra che alcuni siano stati identificati. La squadra mobile sta ricostruendo l'aggressione visionando le immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona. In quest'estate le piazze del centro storico sono state teatro di numerose liti tra baby gang oppure gruppi di stranieri. A fine giugno un giovane albanese era stato accoltellato proprio a pochi metri di distanza da dove Alessandro e i suoi amici mercoledì sera sono stati aggrediti. Ho deciso di mettere le basi della mia azienda a Padova perché per me è la città, è una città bellissima, è sicura, è piena di cultura, bella gente, e infatti sono rimasto totalmente scioccato da un evento del genere. E adesso per noi c'è la pubblicità ancora, cronaca, scusate, fra pochissimo. Di nuovo in diretta e andiamo sempre per la cronaca in provincia di Verona, a Legnago, perché a 8 mesi dal delitto c'è un indagato per l'omicidio di Mario Piozzi, il titolare 59enne di una sala slot, ucciso la sera del 22 dicembre dello scorso anno sulla porta d'ingresso posteriore del suo locale. Il pubblico ministero Eugenia Bertini, che coordina l'indagine della Procura della Repubblica, condotta dai carabinieri del Comando Provinciale di Verona e della Compagnia di Legnago, è arrivato ad una svolta e sul registro degli indagati risulta iscritto un uomo, anche se al momento è ancora in stato di libertà. Il reato ipotizzato è omicidio volontario a scopo di rapina. La vittima era stata trovata con la testa fracassata ed era morta 2 ore dopo il ricovero in ospedale. Ogni indizio conferma che conosceva la sua vittima, la quale aveva aperto la porta sul retro della sala slot Qui Gioco. L'assassino poi era fuggito con l'incasso di circa 3.000 euro. Ed è morto dopo 4 giorni di agonia Brandon Cutter, il 19enne di Legnago, sempre di Legnago, che all'alba di domenica era rimasto gravemente ferito nell'incidente a Bagnolo di Lonigo. L'auto su cui viaggiava il ragazzo, guidata da un amico, si era schiantata contro un platano. Il 19enne, che viveva con la famiglia a Terranegra, si è aggravato. I medici hanno decretato la morte cerebrale. I genitori hanno così autorizzato la donazione degli organi. E cambiamo decisamente capitolo, al via i campionati italiani di ciclismo a Bassano, moltissimi i big. Sindaco, un weekend importante per Bassano. Bassano protagonista di un evento sportivo di caratura nazionale, un weekend impegnativo ma ricco di soddisfazioni ed emozioni. Un weekend che può ripopolare ulteriormente la città con i bassanesi che magari rimetteranno il naso fuori casa e tanta gente appassionata e tifosi che conosceranno questi posti. Bassano torna protagonista di importanti eventi e confidiamo che questo sia l'inizio di una nuova stagione che ci vedrà protagonisti anche per nuovi e importanti eventi futuri. Siamo contenti di quello che siamo riusciti a fare nonostante il problema Covid che c'è stato. Speriamo vada tutto bene fino a domenica. Da vicentino essere qui cosa significa? Ma sicuramente la gara che mi sarebbe sempre piaciuto fare, quindi ho cercato di farla per gli altri in un territorio bellissimo qual è il Veneto e soprattutto provincia di Vicenza, quindi sono contento, spero che anche la gente sia contenta di quello che abbiamo portato qua. Sono 3 belle giornate, queste tra Bassano, Marostica e Cittadella, e poi tra qualche settimana in Veneto ripasserà anche il Giro d'Italia, quindi questo è anche un po' un test da questo punto di vista. Ma noi sappiamo che il Veneto è terra di ciclismo, gli appassionati sono tantissimi, molta dell'industria anche ciclistica insomma risiede in queste zone e quindi è un momento importante, un momento in cui ha anche una bella vetrina per il territorio, quindi il rilancio turismo. Il turismo sappiamo sta soffrendo, è uno dei settori che con il lockdown, con la ripresa lenta che stiamo vivendo, insomma è il settore che sta soffrendo maggiormente. Eventi come questo vanno nella direzione di dare una boccata d'ossigeno. Il messaggio che noi oggi lanciamo è divertitevi,
abbassatevi, ma attenzione, insomma il virus è ancora in mezzo a noi, quindi dobbiamo adottare tutte le misure di sicurezza, manteniamo le distanze, utilizziamo tutte le precauzioni possibili, che possiamo tranquillamente divertirci senza ovviamente fare ammassamenti e mettere in pericolo, insomma, creare insomma delle situazioni che magari fra qualche giorno potrebbero darci poi dei messaggi negativi, quindi divertiamoci in maniera sana. In ultima battuta parliamo di noi, della programmazione di Antenna 3, perché Ring raddoppia dalla prossima settimana l'approfondimento politico del lunedì sera, andrà in onda anche il martedì. Entra nel vivo la campagna elettorale per le elezioni regionali, le amministrative in 41 comuni del Veneto e il referendum popolare confermativo. Per offrire un'informazione ancora più ampia e capillare, Ring raddoppia lo spazio dedicato ai temi caldi della campagna elettorale e ai candidati, per essere sempre aggiornati, per farsi un'opinione, per un'informazione autorevole, libera, di qualità. L'appuntamento quindi è con Ring ogni lunedì e martedì sera a partire dalle 21:15 qui su Antenna 3. È tutto per questa edizione regionale, vi lascio alle previsioni del tempo. Grazie per l'attenzione e buon proseguimento di serata. Ad accogliervi sarà Conegliano. Bentrovati al meteo. L'anticiclone africano nella giornata di sabato 22 agosto farà sentire energicamente la sua presenza, bel tempo dunque e tanto caldo. La situazione nel dettaglio. Sul Veneto ampio soleggiamento con cielo sereno e sgombro da nubi, al massimo solamente con qualche velatura. Pressione in calo però sui settori alpini, dove dal pomeriggio saranno possibili dei temporali localmente anche forti. Clima rovente con temperature minime fino a 23 gradi, valori massimi compresi invece tra 30 e 36 gradi all'incirca. Stessa situazione anche sul Friuli Venezia Giulia, splendida giornata di sole su tutti i settori della regione, cielo sereno o al massimo poco nuvoloso sui monti. Temperature minime tra 19 e 23 gradi, massime sui 31-33 all'incirca. Diamo uno sguardo infine alla situazione del Trentino Alto Adige, anche qui sarà soleggiato ovunque, dal pomeriggio aumento dell'instabilità con rovesci diffusi, localmente anche intensi. Temperature minime sui 19-20 gradi, massime intorno ai 33-34 gradi all'incirca. Dal meteo per ora è tutto, vi auguro un buon proseguimento sempre in compagnia di Antenna 3. Arrivederci. Ad accogliervi sarà Conegliano.